Eccoci col candidato sindaco Luigi Toffolo, che andà un finale -3, quasi -2 al voto. Domanda secca sui sondaggi che iniziano a girare con numeri che danno primo Terenzi, secondo al senatore seguita da Barro, poi Scarpa e Movimento 5 Stelle. A lei risulta qualcosa o non le interessa niente? No, diciamo i sondaggi prima interessano fino a un certo punto, a noi interessa lavorare per il bene della città, poi il cittadino dovrà giudicare. Se i cittadini vorranno cambiare l'amministrazione, vorranno persone nuove interessate al bene della città, sapranno fare la loro scelta, il resto non ci interessa. Io ho assistito a 3 confronti tra i candidati sindaco. A mio giudizio tutti e 3 molto belli, nel senso di cercare di capire le idee e le proposte dei candidati stessi, al di là dell'ultimo poco partecipato, ma l'argomento della scuola era molto interessante. A mio giudizio chi voleva farsi un'idea ha potuto, se ha seguito o letto quello che è stato detto, appunto, scusi il gioco di parole, su questi 3 confronti. Lei è soddisfatto di questa campagna elettorale e della sua partecipazione a questi confronti? Sicuramente sì, è la mia prima esperienza politica e devo dire che il numero così elevato di candidati secondo me è una risorsa perché indica che c'è una rinascita, un interesse per la politica da parte di persone che prima magari non ce l'avevano. Io spero di nuovo che i cittadini premino questo interesse, questa capacità, questa volontà di interessarsi alla politica. Allora, il candidato Luigi Toffolo quale possibilità ha di entrare in consiglio comunale, visto le 24 liste, visto i 10 candidati e visto che solo 6 potranno andare all'opposizione, ammesso che non riesca a vincere al primo colpo lei? Ma questi calcoli purtroppo noi non li facciamo, nel senso che non abbiamo i mezzi e non crediamo molto ai sondaggi, che hanno anche un valore di tipo indicativo e suggestivo delle preferenze. Noi facciamo il nostro lavoro, noi ci mettiamo la faccia, noi mettiamo la nostra buona volontà, la voglia di fare per la città. Il cittadino, io spero che capisca questo e non voti solo per il partito, per il simbolo, ma voti per le persone. Altrimenti il Portogruaro non potrà farcela. Sì, per concludere questo discorso del sondaggio, le indicazioni danno al ballottaggio Terenzi con la senatore. Dovrebbe essere così, insomma per Terenzi diventa un po' complicato. Poi non vi interessa niente questi tipi di ragionamenti o qualcuno vi ha già contattato per un eventuale ballottaggio? Beh, siamo stati tutti contattati ovviamente per queste cose qui. Noi andiamo avanti per la nostra strada, quando ci conteremo nelle nostre posizioni. Io ho sempre detto siamo per l'alternanza, non per un fatto di merito in sé, ma proprio per una sana alternanza democratica. Quindi io spero che le forze di centrodestra, li chiamiamo così, di questo gruppo alternativo, possano unirsi e esprimere una maggioranza che, per quanto non sia unita da un ideale politico in sé, ma per il bene della città possa esprimere una certa coesione. Per concludere, lei è stato contento della sua campagna elettorale? Sì, sicuramente sono stato circondato da ragazzi fantastici e da persone di valore che spero abbiano potuto essere valutate per il loro merito. Grazie.